Una grande classica, era una grande classica nei tempi passati, era purtroppo diventata una grande classica in A2 e adesso per fortuna, con grande gioia di entrambi i popoli, sarà una grande classica del campionato di Serie A. 1997, 2000, 2002, 2003, 2006. Per 5 volte la sfida a Treviso contro Fortitudo Bologna ha significato giocarsi lo scudetto, ma guai a farsi prendere dalla nostalgia. Quella del 2019 la squadra targata Universo Treviso Basket, un'altra storia. Allo stesso modo però la battaglia contro la Fortitudo è diventata leggendaria anche negli ultimi 7 anni. 17 precedenti in A2 con 10 vittorie bolognesi e 7 trevigiane. La bestia nera, l'avversario con la A maiuscola. Nella Quitana, il Paladozza, la De Longhi va a giocarsi una fetta importante di credibilità dopo i primi 2 punti conquistati a Pistoia. È evidente che anche la partita di Pistoia non mi ha soddisfatto, ma mi ha dato l'idea che c'era una squadra che stava tentando di fare determinate cose. Ecco, noi dovremmo avere questa voglia di crescere, di voler migliorare. L'infermeria dice che capitani Imbrò e Alviti sono ancora out, ma al di là degli infortuni c'è da ragionare sugli aspetti del gioco emersi finora, come i troppi rimbalzi in attacco concessi. Sicuramente non c'era quell'attenzione che, se noi vogliamo pensare di vincere a Bologna, non c'era rispetto a questo fondamentale, e in più può essere che qualche problema l'abbiamo. Vincerà il Paladozza, missione difficile ma non impossibile. Un'altra sconfitta farebbe male a una De Longhi appena ripartita sul fronte vittorie, ma Menetti è chiaro, i bilanci si fanno più avanti. Le prime indicazioni sul campionato si vedono, se vi ricordate lo dicevo anche l'anno scorso, dalla 10ª giornata.